Al via la presentazione delle domande per il bonus nascita da 1.000 euro. Per i nuclei familiari con un ISEE non superiore ai 3.000 euro, l'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato l'avviso rivolto ai nuovi genitori siciliani, a chi esercita la patria potestà, stanziando oltre 1,4 milioni di euro per questo intervento. Le richieste verranno presentate direttamente ai comuni di residenza che, in base all'esame della documentazione ricevuta in seguito alla redazione di un'apposita graduatoria, provvederanno a erogare le somme. L'elenco degli aventi diritto al beneficio economico viene stilato sulla base di specifici requisiti indicati nell'avviso. Si parte dal reddito del nucleo familiare. Viene data la priorità alle famiglie con basso reddito ISEE. A parità di ISEE viene valutato il numero dei componenti del nucleo familiare, dando priorità alle famiglie più numerose. Nel caso in cui dovesse esserci parità rispetto ai due requisiti precedenti, si considererà la data di nascita dei minori, assegnando la priorità all'ordine cronologico delle nascite. Per presentare la richiesta del bonus nascita è necessario che uno dei due genitori o uno dei soggetti esercenti la potestà parentale possieda i requisiti di cittadinanza italiana comunitaria, oppure, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno, residenza in Sicilia al momento del parto o dell'adozione. Nel caso in cui si tratti di soggetti in possesso di permesso di soggiorno, residenza nel territorio siciliano da almeno un anno al momento del parto, nascita del bambino in Sicilia. In seguito all'approvazione della graduatoria si procederà quindi all'assegnazione dei bonus nascita fino a esaurimento delle somme disponibili. Nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse economiche, anche a carico di altri fondi nazionali, l'assessorato regionale alla famiglia ha annunciato che si procederà allo scorrimento dell'elenco degli aventi diritto. Le richieste andranno presentate all'ufficio servizi sociali del comune di residenza e devono essere redatte su specifico o modulo di istanza insieme all'avviso disponibile sull'assessorato regionale alla famiglia.